Nonostante la tragedia che ha sempre accompagnato il nome di questa montagna, che fra l'altro è onomatopeico, cioè deriva dal rumore di un sasso che cade, l'escursione sulla sua cima è molto interessante e panoramica. La salita di oggi ha un dislivello di circa 1100 metri, un tempo di salita di circa 3 ore e 30. La difficoltà è concentrata soprattutto nella parte finale, nei pendii prima di arrivare alla vetta. Rimane comunque un'escursione abbastanza semplice, soprattutto in estate, da non sottovalutare però per la lunghezza del percorso e per la durata dell'escursione. Dal parcheggio si prende la strada bianca in discesa per poi andare a sinistra verso il sentiero CAI 907 e a seguire, con pochi saliscendi, fino allo spigolo che dà sulla valle di Longarone. Da lì inizia una ripida salita fino alla caserma Vasei.
casera Vasei purtroppo giace in pessime condizioni. Fra l'altro ci siamo dovuti caricare in discesa di molti rifiuti. Peccato perché le potenzialità del posto sono notevoli. Dalla casera Vasei, seguendo i Boli Rossi, si arriva alla cima in circa un'ora. Il panorama è magnifico e a 360 gradi, sulle cime dell'Alpago, sul Duranno e sul Bosco Nero.